Accerchiato dalla banda, picchiato e minacciato, la vittima, un tredicenne padovano, aggredito lunedì pomeriggio da 3 ragazzi che lo volevano rapinare. Si tratta di un quindicenne, un sedicenne e un diciassettenne che sono stati individuati e arrestati dalla polizia, allertata dalla telefonata della vittima. L'aggressione è avvenuta in zona Ponte Molino. Il tredicenne era in sella alla sua bici quando è stato bloccato da un gruppetto di giovani che, minacciandolo, gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi. Al rifiuto del tredicenne hanno iniziato a schiaffeggiarlo e a frugare nella sua borsa tracolla. Non trovando nulla, lo hanno preso anche a calci. Il tredicenne però è riuscito a dare l'allarme e quando la volante è arrivata, la baby gang era già scappata. I 3 aggressori sono stati individuati poco lontano da Piazzetta Forzatè, giovani di 15, 16 e 17 anni, hanno tutti i precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Il più piccolo ha spintonato gli agenti che lo volevano identificare ed è stato denunciato. Anche per questo si è scoperto che insieme al diciassettenne la sera prima aveva danneggiato e rubato in un supermercato di Piazza De Gasperi insieme ad un ventisettenne. Tutti e 3 sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Il quindicenne e il sedicenne sono stati portati all'Istituto per minori di Treviso, mentre il diciassettenne è stato affidato ai genitori. Un quarto ragazzo, invece, era solo presente ma non ha preso parte all'aggressione.